Questa attività è stata realizzata con il contributo della Regione Sardegna, in prentas 2022-2023, lei è regionali 22 del 2018. Amigos e amigas, saluti e benvenuti a una puntata nuova de Saianna de su Tempus, su programma dedicato all'archeologia della Sardegna a partire dal Paleolitico fino a sedati medioevali. Oggi siamo arrivati in sa regione storico-geografica de Susinis, siamo in sa costa centro-occidentale della Sardegna, in su Golfo de Ristanisi, per visitare uno dei musei più importanti di tutta la Sardegna. Siamo questionando del Museo de Gravasa. Questo museo è importante, poeta a partire dagli anni 2000 hanno deciso di esponere una parte delle statue, delle sculture che hanno agattato a partire dal 1974 sul sito di Monti Brama. Ma sul Museo de Gravasa non è scetticusto, poeta e sapere pure i repertus preistoricus che hanno agattato in su giasso neolitico de Cucuris Arrius, in su Staini de Gravasa, fino a arrivare a sedati a Romana. In questa puntata euso a intervistare pure su presidenti della fondazione Monti Brama che oggi tengono in gestione non solo sul museo, ma pure sul sito di Monti Brama, tarros e altri giassos archeologicus de Susinis. Seguimi. Susinis è una regione ricca e famata per la presenza dei spaulisi e dei stainisi. Super importanti è il Sud de Gravasa. Proprio nell'anno 1979 i sovraggius fianta fraighendi un canale scolmatori per buone comunicazioni su Staini de Gravasa con su Golfo, con su mari che doi esti proprio in antisi de Darros. E fendi questo straballo hanno agattato un giasso archeologico importante in meda. Sia su questionendi de Cucuris Arrius. Proprio su 79 i archeologi cominciano a scavare e bocano a pillu una vita d'età preistorica bivia già pensai a partire del Neolitico mesano e stanai della cultura del Bonighino a partire del su 4700 fino a su 4200 annanti di Cristo. Fianta barracas che teniano
sa base fatta in perda e intrusu i studiosi hanno agattato uno sciacumanno de vasos de argida, de ramaini, puru a inasa de perdegrovina, asciasa de verda, e uno scanto de deasa mammaisi. Ma proprio a questo proposito, sa scrovetta più importanti è stata questa proprio de sa necropoli de Cucurizarrius. Poiché sempre in Gunisi, e poi Cucurizarrius è un'isoletta a intrusu de Sustaini, e proprio a intrusu dove vianta degenoi tumbas, sgavadas in sa terra, vianta tumbas pagu fundudas, con dognuna a intrusu un uomini o una femmina posto in posizioni fetali. Tutta sa carena vi era accarraggiata de una nubruini a rubio, che di narausu ocra a rubia. E proprio accanto dovianta un sciacco de ainas, commenti puntas de ossu, testus de argida, che teniata probabilmente a singhizzo alimentus. Ma la cosa più interessante è che ognuno teniava in sa mano diretta una statuetta de dea Mamai. Questa dea Mamai è di forma manna, gravida, rappresentata probabilmente proprio su simbolo de sa rinascita. Pensai che proprio Cucurizarrius è sul logo che dà bogapillo su numero prusartu e tenesu gussas del su neolitico mesano che funti sa chinarasu a tutto dundu, sa più bella sa cattarò in su museo archeologico de Castello, cussa che viene de sa tumba numero 386. E noi ci sapere dove fonti tutto isatras. Ma sun pero de Cucurizarrius non spacciata in sa cultura di Bonichino, sigiri pure in sa cultura dei santumiali di Ozieri. E sempre a questa cultura poreuso a ferri come ti biesi un numero manno dei contenitori di argilla, de ainasa de verdagrovina e pure de dea mamaisi, che questa volta però funti prusu stilizzadas. E per comprendere meglio su questa scrovetta, che da Regoraso è stata una delle più importanti a pizzo della preistoria della Sardegna, se su questionendi de gussa de Cucurizarrius, se su l'ompius in s'apposento onde vunti esponitas i statueddas de istumbas e pure isprendas come di scannacas. Ma per resubire bene, grazie a questo pannello, a commenti funta vattas. Poi entrai si de piaccalai de questo pozziceddu a onde dove era tutto questa aperta che andara a serrai s'entrata dessa tomba, entrata che deniera una lastra de arenaria. Commenti per esibire de savromma pari di savromma de un ou, sia sa parte manna che sa parte prospittica, questa di narausu dromos stanai s'entrata vittichedda. Is archeologus, quando funti a rinescius a entrare in sa tomba, hanno agattau un uvamento fatto dell'astras de perda arenaria, che sti sa prospainata in tutto su sinis, e poggiata in s'arenaria
dove era sa carena de un uomini posto in posizioni fetali, accarraggiato come ti suonavo un socra a rubia e accompagnato dubiesi de uno scanto de ciotolas a pratos o comunque a contenitori de terramaini. Uno in particolare, questo che vi era più vicino a San Mano, tenera a intrusu una gocciola manna de cardium con a intrusu sa subruini de socra a rubia. Ma sa cosa una cosa più interessante è che sa tomba 387, che è proprio questa, ari bogao a pillu un numero artumera de zagaglias, che punti questa spuntasa fatta de osso, ma non sciuso ancora che li vesseri sa funzioni. Sciuso però che li vura sa funzioni de sa statuetta de s'abbiamo mai, questa che sominio sa femmina, che vi era interrao, teniata in sa mano diretta. Serviera proprio a simboleggiare e augurare sa torrara a nascita. Calincuno, difatti, pensa da chi sa tomba rappresentaiera sa brenti de sa dea mamai. Grazie ai scavos fatti in sa città di Dedaros, già a partire del 1700, su Sinis è stato conosciuto in maniera archeologica e scientifica proscritto per sa cultura fenicia punica e pure a romana. E di uno scanto di anni a oggi, però, gli archeologi hanno cominciato a studiare e indagare tutto sul territorio per sapere che spettera sa cultura nuragesa. E difatti si hanno individuato centinaia di nuragesi, tumbas de giganti e puzzus sacros. Entro di tutto questo, una scrovetta importante è stata fatta in anno 2008. In quest'anno i sovraggios vianta vendi una ruga, s'arruga provinciali, che depiera pone in comunicazione Aristanisi con Cravasa. E proprio in questo toppo hanno scrovetto una bidda nuragesa de sedadie su bronzo vinali e stanai a partire del 1300 a innanzi di Cristo. Sa bidda non fia da manna meda, teniera una decina di barracas, però la cosa più importante è stata la scrovetta di uno scanto di puzzicedus scavaus in sa terra che funt stati indagaus. Anti pigau tutto su materiali che doviera a intruso e anti scrovettu che dovienta alimentus chi in uragesu si pappanta, pensando uno puzzo antegattao una carena intera de uno cervo e antegattao pisus de agina che si scrovettu a goa essi vernaccia e malvasia, dunque un ubino arbu. E a parte questo antegattao pure pisus de piseddus, de va, de mura. Dunque questa scrovetta è stata importante poiché s'accontau che le viera s'alimentazioni in sedadi e su brunzo. A Palamiasa, in questa due vetrinas, abbiamo scelto una parte dei contenitori che gli archeologi hanno agattau, funti come per esibire ciotolas, pratus, pratigeddus e a trasainas fattas pure de osso. Sicuramente tutto questi vasos serviant per contenere sa cosa e papai. Ma meras altros rinvenimentos funt fattos in uragis de Susinis. Difatti, sempre in questo museo per esibire molas de verda, pomola e su trigo, oppure vasos per cucinare gli alimentos. Dunque, su che vorrei sunare è che Susinis è importante, non scetti poi i giganti di Monti Brama, ma pure
po' esatto nuragis e tumbas de gigantis che rappresentano sa vasi nuragesa in tutta sa parte centro-occidentali della Sardegna. A metà dei anni 2000, sul Museo Archeologico de Gravasa s'arricchedidi di una collezione nuova, anzi, hanno la verità di due collezioni, cussa Sulis e cussa Pulix, che in origine sicuramente via Pulici, dunque sa pigara su nomini de Susangunau dei Merisi. Merisi che diventa appassionato di archeologia e anti posto in pari uno sciacumano del repertus bruschidotto de dadi nuragesa, ma pure calicuna reperto pure de dadi punica e a romana. Questa collezione s'agattara sempre a intrus dei locali del suo museo e da bieso proprio in un ambito separato del suo corridoio principale e in oggi a intrus des vetrinas poreso ammirai un numero artu de repertus de bronzo, fattus in sadarda di nuragesa, in sedadi e su verro, e teneusu spadas, pugnalisi, aneddus, cannacas e puro brunzitus che rappresentano animalisi che raramente in miniatura, come boisi, canisi, cravas, ma sicuramente saina o sa prenda più importanti esti una naigedda d'età di nuragesa che tenneri una protomi de boi. In naigeddas s'agattanta pruschidottu a intrusu o comunque s'accantas di santuarius nuragesus oppure a intrusu de stumbas etruscas, poiché vi una ina che in età di nuragesa si portara pure a foras de sa Sardegna. E poi accabai, poi spacciai due punti pure uno scantus de rogus, de brunzu e de ramini che de pintessi ancora vundius. E noso sceus che intrusu de santuarius nuragesus due vinta pure i maistus de verru is frausu che traballanta e fundianta su bronzo e in oggi può esubire come testi questo metallo a prima d'essi traballao. In su marzo del 1974, un messaggio de Gravasa, de nomini Sisinio Poddi, a rendi su terreno cosa sua era agattau un arrogu de statua. E t'ha fatto a riebertiu luegusu sa soprintendenzia, che ricominciava uno scanto de sgavus archeologicus che anti bogau a pillu uno sciacumannu de atrus arrogus e stato sicuro interas. Pensai che in su proprio mesi del suo proprio anno, ma a s'altra parte del suo mondo, in Cina, sempre un messaggio era gattau un arrogu de statua de argilla, de ingunisi sa storia sa raccontai de s'esercito de terracotta, che ho visitau de milioni di turistas ogni anno. Certo, su Museo de Gravasa non contano milioni di turistas, però proprio grazie a queste esposizioni di questa scultura che in muoio sapere ha aumentato in maniera manna sul numero dei visitatori, a partire proprio da quando anti 10 anni oggi cominciavo proprio a esponere queste sculture.
Oi contausu prusu de 50 statuas chi funt prazzias in due museus importantis. Uno è cussu de Casteddu, su Museo Nazionale, e s'atru è proprio cussu de Gravas. Due funt dus apposentus principalis a undi due funt custas statuas. Comenzaus proprio cun custa statua rappresentarà unu bosceri, ita bollinai. Su bosceri vi era una parte de sordaus de sa Sardigna tardo-nuragesa, poita depius nai, prima d'ottu, candu depius datai custa statua. Da depius datai a s'acabu de s'edadi nuragesa, prus o mancu in s'edadi su ferru, duncas a partiri de su X seculu ainantis de Cristu, finzas a su XVII seculu ainantis de Cristu. Funt stetiavatas in cracari o biocracari, una perda chi s'agattara in Susinis, chi est sa regione onde doi est Gravas, ma puru de sa zona de Cuglieri, chi est unu pagu prus in pizzus. Oppuru depius pensare ca do funt unu scantu de gavas po pigai custa perda, chi non sempre est sa propria. Bortas è prutostara, bortas invece est pru modi. Chiaramente questa prutostara è questa che si è allogata de prusu. Fessi si narendi proprio de questo bosceri, uno bosceri artu 2 metrus, tutti statuas, funti artas pur manco 2 metrus, e funti a vortas, commenti por esibiri, pappadas proprio de s'acididadi, de s'umididadi de su terreno. Su bosceri est particolari poita tenniri su brazzu de sa manu deretta arziau e portara in sa manu una spezia de guantoni chi teniera forzisi sferas de metallu e servira proprio come arma, proprio per donare su corpo mortali a s'inimigu. In sa manu de manca invece tenia da uno scudo fatto de peddi de boi, una peddi chiaramente cotta, buddia, chi teniera in pizzus de sa conca, forse si può s'amparai de sfreccias chi lanciante is inimigus. In custa vor subiri puru sa conca, con una parte de sa cara si binti unu pagu is ocus, su nasu, tutto s'arrestu non si bidi mera. A parte questa spezia de gunnedda a V, chi teniri questa forma chi si biri bene de sa parte chi teniri a palasa. E in bascius una sorta de piedistallo con i spesi. Questa statua de sabiri bene prusennantis fiant adottus in pizzus de tumbas, prusu de 100 tumbas chi anti bogau a pillu scheletrus de hominis, de picciocus. Pensai che su piticheddu teniera 14 annus, su prum'annu arribara nimanco a 30 annus. E sapa contai agoa chini forzisi fiant custus hominis, custus picciocus chi fiant interraus a sutta desi status. Sa seconda scultura chi si la mostrai è questa. Esti sempre unu bosceri o pugilatori. Su bosceri in noci biesi teniri sempre su brazzu derettu chi fiera arziau in sa parte prusarta, esibiri bene in noci invece su guantonis o saveddi chi amparara proprio su brazzu. Possa arrestu a mancada biesi sa conca, però niente decidiu in su 2015 devai un restauro che non deve essere invasivo. Difatti, noanti incollau is partisi, come iant fatto negli anni 70, quando iant agattau is statuas, pensai che de maniera tostata iant stampau sa parte centrale, iant posto un ferro per collegai is arrastus, is arrogus de sa statua. In su 2015 anti decidiu de vai invece a questa spezia de aina de metallu
che deppi riscetti aguantai a palas esistatuas. Aici è stato fatto un restauro che non è invasivo. E proprio su 2015 su Sadruma del suo restauro ha vinto un premio europeo come su meglio restauro dedotto Gussano, un restauro chiaramente archeologico. Andaus in antisi e biesu sa dedresi statua. Esti sempre fatta con questa verda arba, che indieni di usonao, probabilmente dessa zona dei Cuglieri, e in oggi può subire bene invece sa conca. È una dei meglus allogatas de tutto questa che agattau a Montiprama. E questa conca, come ti può esibire, teneri i sogus che funti stati fattos proprio con un compasso, poeta funti proprio perfettos, funti du cerchius circularis. Funti ipnoticus poita, sicuramente di pianta rappresentai eroisi mortus in battaglia. E s'altra teoria è che portanta a cara proprio una garazza, può fai di missi inimigo oppure quando vadianta a mancai celebrazioni, rituali a cappiaso proprio a sa guerra e ai battaglie. Un'altra cosa importante, sempre che afferiri a Sagonca, funti i spilus che funti dividius in due streccias che andarruinti proprio in sa parte ainantisi de sa vittorra. E funti stati fattos con un trapano antico. Un'altra particolarità è sul naso, biesi, che tenere proprio i scarigas, funti appena accennatas. Ma la cosa più bella di tutto questa statua, secondo me, è proprio sul braccio de parti manca, che tiene questa decorazione biesi a spina de pesci. E in pizzus, mancai restaurau, teneri su scudo che vi era flessibile, fatto sempre de vedi de boi a intrus teniera forse steccas dell'inna o de canna, poiché tenesu bronzitus che rappresentano a boscerisi a onde si binti bene questa steccas. Sa de quattro esti invece un'altra tipologia, sa tipologia de sarceri, dunque su guerrieri chi imperara s'arcu. Difatti si proprio accanto a biesu un arco, viant arcus mannus, però tutto questo arcerisi funti rappresentaus non in su momento de sa guerra, dunque sa proprio un perendi s'arcu, ma funti rappresentaus in un momento de orazioni. Dunque sa tenninti s'arcu frimmu in sa manu de manca e a volta si biri bene proprio su guantoni che depiera amparai sa manu e in sa manu diretta invece tenianta sa posizione de sa pregadoria, dunque sa manu arziata. E in sa parte centrali de sa vittorra tenenti una spezia di amparo, proprio si difendi in sa battaglia che vianta già esempi individuali. Questo accanta esti sempre uno arcieri e noi biosu bene questa decorazione fatta a zigzag o a spina de visci. E si birimello sicuro questa spezia del rettangolo che servirà a imparare questa parte dessa carena. Sa conca esti appena accennata, esti arrogata con isaraduras fattas in suo tempo. Pensai che in Gunisi può decinas de annos in messaius passanta con i saratrus proprio per coltivare questi terreni. Si accanta de sustaini de gravas e a s'altra parte, a onde doiessi su goddo de Montiprama, che onera su nomini a questa zona importanti, a palas doiessi proprio su mare, dunque esti d'una spezia de zona de Dremini. Può accabai in questo apposento biosu s'ultimo arcieri
in oggi pareri proprio pappao, non scetti de i sinnus de Saratru, funti proprio solcus, che vorrei subire bene in sa parte proschidotto centrali, ma pure in sa parte arta vorrei notare un'altra particolarità. Sa verde si para proprio se s'acidità des terrenos. I tavorusunai de bruso de questa statua è un'au che chi del 1974 anti sgavau pro bortas finzas ai annos 80. Dengunisi tottu isi statuas funt stetias bettias in su centro del restauro degli punti accanto de Dattari. Dengunisi funt avarradas, uno scanto de annos funt stetias restauradas e 2 anni oe pruso manco anti decidiu de das esponni già edottus, una parte in su Museo de Castello e una parte in su Museo de Gravas. Dengunisi su numero dei visitatori è aumentato de maniera notevole. Pensai che a questo museo, che fu un museo pago visitato, è arrivato a contare più di 100.000 visitatori a Sanno, che benenti noi proprio per vedere questa statua. Intanto si depeso fare una pregunta. Quando funt stati avatas e poeta e chi ne stati os autori? È un'au che sa datazioni oscilla entro su X secolo ainantis de Cristo e su VII secolo ainantis de Cristo. Dunque seus in sa fase finale dessa civiltà nuragesa, quando oramai nuragisi non si venta prusu, ma i sardus cominciano a fare i santuarius. Oppure is eron, che funta proprio necropolisi po is eroisi. È un auguro che is antropologus hanno studiato is ossus che vianta entro dei tumbas. Questa volta però, attenzione, non fianta tumbas dei giganti, commenti is tumbas che varianta in uracesus seculus primo, ma vianta tumbas semplici, individuali, sgavadas in sa terra, po 1 metro, 1,10 m di profondità. E is inumaus vianta stichius proprio entro de gustus tampus e vienta stichius con a vortas su isprentas che teniant già in sa carena quando vianta bius, come il gusto de sa tumba numero 25, che teniera una collana, che teniera uno bracciali e pure uno scarabeo che teniera probabilmente de soprecitrocio. Però se esamini antropologico sa mostrau che vianta giovanus, vianta tutto mascus e teniant un'etadi entro de 14 e 25 anni. E se notau, studiando is ossus, che teniant uno stress proprio in sa parte diretta de su goddo, po' sun peru dessa spada, dunque savianta sicuramente guerrerisi e già sicuramente funti mortus in battaglia. Altri esami si santi nao, per esempio, itava paianta i giovanus che funti stati in terra Montebrama. Si scropetto che teniente un'alimentazione varia, papanta pisci, pezza, e uno, cusso dessa tumba numero 25, abbiviu pomerasannus, pensai in un luogo, in un clima con sicagna meda, un luogo arido. Se sti pensau pure a Egitto, su Nord Africa, e questo veri un sciacumano de Ennasa che funti accappiatas proprio a sa storia de Sciardana e Sagali e usa questionai di un'altra puntata.
Ma i archeologi in is anni 70 non gli hanno agattau scetti statuas de guerrerisi, che spugiladorisi, o boscerisi, i spadaccinus e puru is atrus guerrerisi e commenti is arcerisi. Anti agattau, proprio accanto de is tumbas, atra statuas che rappresentaiant modellus de nuragisi. I nuragisi commenti arrenesciant dus ubiri ancoras in sedadi de su veru, mancai non dus costruessint prusu. E proprio grazie a questo modello de verda, sceus oi a commenti viant vattus in nuragisi, prima de sisdorrocai. A manu manca, difatti, si poreus ubiri sculturas che rappresentant nuragisi che vunti o monoturri, dunque de una ascetti durri, o con quattro durrisi, dunque i squadrillo basu che sono nuragi de barumini. Questo che si seu inditendi moi è uno dei mellus allogaus. Alloga da bene sa durri centrali su masti ubiesi. Questa durri che tenneri in sa parti de pizzus, dunque in su cuccuru, i mensolonisi, con su balconi circolari, dunque con su parapetto, che teniera pure sa grobettura de s'ultimo apposento che vera serrau con sadolos. Atrus arrogus meda de statuas, pensai vunti arribasu già a 10.000 arrogus e arroghedus che a portas funti arrenescius a torrai, a incollai, a ponni e a torrei a fare sa statua, a traportas invece non ti agattau is atros arrogus. Ecco, poita est importanti seguire a scavai e a scoperri atrus arrogus de statuas. I moi segheus custu biaju e avere un'altra parte de sa necropoli de Montebrama e de rinvenimentos che anti fatto. Su fatto che a Montebrama, ancora dove est in meta de agattai, si donarà l'ultimo scavo che è stato fatto in su 2016. In su 2016, dunque un anno a goa del suo restauro, che era vinto un premio importante a livello internazionale, gli archeologi operano un'altra trincea, un altro luogo, che è sempre accanto dei tumbas. E agattant possa prima volta una tipologia di scultura che finza in questo momento ancora non deviata. Si sono questionando di un pugilatore, un boscieri, che questa volta però non tenere su scudo in pizzus de sa conca, ma du tenere invece a inantisi. E su braccio non esti posto in verticali, ma è come tipo esibire proprio accanto del suo scudo. Questa statua è stata agattata in parisi a un'altra, avunti cussas mellus allogadas, dedotto i schianti agattau vinzas in moi. Ma i scopertas non accabant in noi, poita sempre gli archeologi anti boga appillu, un piedistallo, con i spesi e scrapitas, e altros modellus de nuragisi. Finza in questo momento conoscestisi scetti i nuragisi con duna turri e nuragisi con quattro turrisi. In su 2016 gli archeologi hanno agattau un'altra tipologia, un nuragi pensai con noi turrisi. Ma depois un'hai pure poeta questo sito su nomini de Montebrama.
Monti Brama non è un monte ma non è un godo viticheddu, che dove esti in Sudremini, a intrusu de sustaini de Gravasa e Sumari, e tenere questo nome este arricco meda de pramasa sardasa, duncasa ussasa piticheddasa, che hanno dato su nomini a tutto sul logo. Un'altra cosa importante è che sempre apparendo in ragionamento di questa ultima statua Bogarapillu, e chi non conoscessi scetti un bronzetto con questa rappresentazione, che non è stato agattato in Sardegna, ma è stato agattato, pensai, in una tomba de Sa Necropoli de Cavalupo in sa città di Etrusca de Vulci, dunque in sa provincia de Viterbo e dunque in sul Lazio. Siamo sempre a intruso del suo museo archeologico di Gravasa e ho attopiato s'anima del suo museo e s'anima pure di tutta la gestione dei giassos più importanti dei Susinis. Con me Anthony Muroni, Anthony è il presidente della fondazione in Monte Brama. Prima di tutto, grazie a posesi attopiato e accollido, devo cominciare subito con una pregunta. Quando nasce questa fondazione in Monte Brama e quali sono i obiettivi? Questa fondazione nasce in Sistiera del 2021, ma ha cominciato a lavorare in suo mese Natale, quando finalmente tiene sugli strumenti, sui nari, sul dipendente. Dunque è un anno e mezzo a OE. L'obiettivo è cercare di imparare tutte le azioni che fino a OE hanno fatto ente di Frescio, sul governo da un'ala, sa regione in Sattera e sul comune di Gravasa un'altra ancora. Prima ognuno fa la sua chigheria e lo fa il che ne fa bene, ma non si rese si pone di accordo che uno non schiava esatto. Questa fondazione nasce per gusto, poi il care deve ponere a medio un'azione che sia coordinata, che tutto ischene su chi sia un faghinde e ducasa Montebrama, sul museo, Tarros, la torre di Santo Giovanni, sul Poggeo di Santo Salvatore, tutte cose che sono belle al meta e che devono essere poste in condizione di essere vite tutti i anni da chi è che deve vivere tutta questa bellezza. Ed è un su dei fruitori esterni a bio, tutti i melloramenti che sono stati fatti da un anno e mezzo a oggi. Questa cosa è cambiata in maniera positiva. La seconda pregunta che vogliamo fare è se capita invece a tutte queste manifestazioni che questa fondazione vari de vago pure sono stati ospiti di Bosatus per si rassegna su festival su cinema archeologico in Santo Srepatori. Un evento importante che ha ospiti di importanza, viene in conca in Paolo Mieli che ha fatto proprio un ragionamento bello umeda, pizzo proprio di questa storia e tu da si intravistavo. Dunque, raccontasi il teatro e fendi sa fondazione, a parte chiaramente sa gestione del suo museo e del altro giassos. Dunque, su chi dobbiamo fare noi è a sanau bene che il care deve fare accioppare in noi che sa cosa bene posta, poi chiedere bene, poi chiedere biere, poi chiedere conoscere tutta la bellezza, che poi conoscendo la bellezza che sono in Cravasa, un pago si comprende come somine
este vividu e este mezzoradu in Sardegna, in che bada 7.000 anni di storia su che noi narimo questo un parco archeologico diffuso e noi stiamo inserrati in un museo, ma si può dire in tutto il territorio dei Susinis. Noi siamo schilchende di fare conoscere questa bellezza girando sul mondo. Siamo facendo in noghe, a Sanado Bene, già su secondo stiera, che facciamo 3 festival. Uno è l'archeologia, proprio facciamo con tutto il mondo, de come l'archeologia deve andare avanti in suo tempo di ora. Sa ricerca scientifica, con sa divulgazione, con sa capacità di abitare da secoli e di abitare da avanti, se essere possibile. E dunque sul Festival dell'Archeologia, sul Festival della Letteratura, dell'Imprenta, che va in scrittore Elmeda, che scrive non solo di storia, non solo di archeologia, ma vince da altri argomenti, che però lo giochiamo a presentare sul libero in sul sito, in Montebrama, in Tarros, in Santo Giovanni, in Santo Salvatore, e ducasa in indeisso presentiamo le bellezze che teniamo noi. E abbiamo fatto pure sul film Festival dell'Archeologia e siamo resessi a battere in noghe sul film, sulle produzioni che sono fatte in giro per il mondo e quindi sempre più bella, sempre in mezzo. Ma ne facciamo meda fino al fora della Sardegna, teniamo una collaborazione meda strinta con su Castello, del Vallone, con sa Dinamo, del Vallone che lo infilare in successo, su basket, e pure con sa Vasi, che è la federazione dei suoi emigrados saldos in Italia e in sul mondo. Quando su Castello gioca in città, dove va al museo Bello Olmeda, o quando può essere in Firenze, agli Uffizi, a essere in Torino, sul Museo Egizio, a essere in Roma, sul Museo Nazionale, a essere in Milano, in Sadriennale, quando gioca in questa squadra chi viene in città descritta al Museo Bello, sono stati i primi della partita, facciamo eventi scientifici, contiamo le bellezze che teniamo in Noghe e in Sardegna e ducasa su popolo dei sportivi, dei tifosi, che manno meda più il manno, che visita sul museo e ne da conoscere su che teniamo in Noghe e abbiamo il che hanno passato questa cosa è andata bene meda, che dalle città che noi abbiamo presentato, Brescia, Parma, Bologna, abbiamo sentito più gente che il bene da sul museo e a Tarros. Questa è una cosa facile pure da controllare per noi, se no si sa cosa funziona o no. Lo siamo facendo fino a fuori dall'Italia, una cosa bella meta, un colpo di fortuna che ci ha dato la possibilità di non far conoscere in Stati Uniti d'America. Siamo in su Metropolitan Museum di New York, che tiene 3 milioni di visitatori ogni anno, una statua di Montebrama e stinie ed è proprio in su giasso in Uesi intrada. Dunque è impossibile a non la iere, se sia persone entrano su Metropolitan Museum. È una cosa bella meda, in su 2020 battero siamo cercando di confermare in Europa e fino a fuori dall'Europa attraverso il momento sicuramente gustoso. Deo desardos in auga di avere un orgoglio, piri un simbolo della Sardegna, un simbolo importante della Sardegna antica, a satravarti e sul mondo, poeta finalmente Calincuno a riconoscere la terra nostra pure in un altro continente. A parlare comunque a intro su chi vari la fondazione di Montebrama e su questionario del suo presente, del suo passato, quando appunto è nasce, e poi ti lo preguntai quali sono i subvenitori della fondazione, dove arrivendi a Pubio un edificio nuovo che punti fra i kendi proprio accanto a questo museo e ho riuscito a capire una cosa di Bruso a pezzo su questo edificio e che punti appunto i obiettivi che si testimoni da questa fondazione. Dunque, a Sanado Bene vado in un museo nuovo che in Crabasa su un'impresa da Battolo Chimbanno, credo che sino a entro la fine di anno ad essere in 5 mesi di anno di questo museo ad Aberrere e la cosa bella è che tutto è stato al de Montebrama fino a Saghisuni in Castello a tornare in noi e ben riunita se a abistare tutto un parisi
in su museo no questo integrare narrare che i due sono tutto sul gigante ma su museo Ezzu che ne è tornato ad allestire e dunque questa è una sfida importante per noi come abbiamo attendere un direttore nuovo e abbiamo a fare a medio che questo direttore nuovo è stato posto in condizione di fare fin dal suo museo Ezzu una cosa che abbaia a subvenitore di Aberus che fette che dia questa possibilità a chi ne dà in noghe di dire cose belle e noas. Non firmiamo in noghe, queremos e siamo pronti a fare tribaglio al Mannos in Montebrama, dopo che in Bantanno sono pieni di a essere che in Bantanno da quando hanno scoperto Sol Gigantes e pensiamo che questa è la possibilità di fare tribaglio può ponere chi è da fare questa visita in condizione di comprendere che questo è un sito archeologico, cosa che a San passato non pariada. E poi si queremos con le università non solo usarlas, europee di tutto il mondo, fare campagna di scavo NOAS e fare in medio di abberrere un mondo nuovo. La sovrintendenza ha fatto un tribaglio che è meritorio, che sta andando avanti e sigili a fare sul show. Noi che andiamo a Inza che è stata posta, che andiamo a altre cose e andiamo a studiare e dimos le tendenze da pizza. Abbiamo il un bando nazionale su PNRR e facciamo in tarro su tribaglio per 3 milioni di euro per lo rendere più accessibile a queste persone, a chi ha delle difficoltà da camminare, ma non solo, a chi non biede, ma pensa a chi deve comprendere mezzo su bio è già evidente. Cioè, si comprende come ti fu esercitate da quando l'hanno impreata a come ti puoi scambiare quando sono arrivata la popolazione nosa, ma siamo pensando di fare a medio, di fare comprendere ancora meglio scappata la tecnologia al nosa che pone in condizione schieni da biere sul luogo di comprendere mezzo. Deo ti faccio, si faccio complimento su prodotto su chi si fatto, se si vendi e si affai, se si proprio un modello eccellente di gestione manoscetti in Sardegna, io penso già in tutta Europa. Dunque ti torro grazie a te Sardu, ti torro grazie a commenti presentatori che su tempo che si dedicavo e speravo insomma di tornare a vivere con noi. Grazie a voi. E con questa puntata di oggi è su Acabau, è subito una parte di questa storia manna di Susinis e pure una parte importante di questa storia della Sardegna con i giganti di Montebrama. Ho intervistato con chiesti oggi, forse sa figura più importante proprio della gestione del suo museo e di Giassus è Antoni Muroni, che torna su grazie possa essere convidato e ho subito commenti in un museo che fin a 15 anni e veniva considerato come un museo naraso dei serie B della Sardegna, oggi invece grazie a esposizioni dei giganti di Montebrama è considerato come uno dei più importanti della Sardegna. De Gravasa e tutto si combinato a seguire pure questa puntata a Chieneri, poi è tornare sempre in questo museo, ma pochisstionai de sa parte punica e romana. Grazie a tutti e a Sibiri Mellus.
Questa attività è stata realizzata con il suo contributo della Regione Sardegna, in prentas 2022-2023, lei è regionali 22 del 2018.